Forte presa di posizione dell'onorevole Alessandro Pagano della Lega, riaprire le palestre, le piscine, le attività sportive è impegno della Lega. Abbiamo la missione di aiutare non soltanto i gestori dell'attività, afferma l'onorevole Alessandro Pagano della Lega, le attività sportive, ma anche e soprattutto salvare la popolazione dalla tirannide psicologica che li vuole ridurre all'alveo mare, schiave delle subdole e moderne dittature psicosanitarie. Questa è la dichiarazione dell'onorevole Alessandro Pagano. Siamo a San Cataldo, città del centro Sicilia, siamo venuti qui a trovare gestori di palestre che purtroppo sono in questo momento in sofferenza perché non possono lavorare e non possono portare avanti quella che è la loro missione. Sì, missione, perché mai come in questo momento di Covid le popolazioni chiuse dentro casa diventano sempre più psicologicamente fragili. Ecco perché le palestre, le piscine, le attività sportive in generale sono uno strumento di salute. Lo sport è vita, lo sport è salute. Mai come in questo momento dobbiamo dirlo. Per fortuna il governo Draghi sta dando delle aperture straordinarie. Io posso vantarmi, lo dico con grande umiltà, però che il mio intervento alla Camera il giorno della fiducia al governo Draghi ha visto la replica del Presidente del Consiglio proprio su questo argomento, a dimostrazione che lui crede fortissimamente sulla capacità di riscatto delle popolazioni attraverso la riapertura delle attività sportive. E oggi siamo qui per dire che siamo al loro fianco. Lavoreremo non soltanto per avere giusti ristori, ma perché loro possano riaprire di nuovo le loro attività. Aprendo le attività sportive si salva la popolazione. Ancora una volta siamo convinti che questa è la giusta strada e la Lega lavorerà per questo obiettivo.